A nord-ovest, in provincia di Verona, è visitabile il Parco Naturale Regionale della Lessinia, che si estende dalle pendici della Valle dell'Adige fino alle piccole Dolomiti. È una terra che attrae subito per i suoi valori naturalistici ma anche etnici, linguistici e urbanistici, originati da un antico popolo di boscaioli e pastori di origine tedesca, i Cimbri. In Lessinia si può andare a pesca, ma non con la lenza. Nella pesciara, se si è fortunati usando martello e scalpello, possono abboccare pesci preistorici come questo. Gli esemplari più significativi sono raccolti nel Museo dei Fossili di Bolca, una delle 7 strutture che caratterizzano il sistema museale del parco. Molte le varietà di farfalle attratte dalla ricca flora. Sul parco sono tracciati un gran numero di sentieri. Questo ci porta al Covolo di Velo, grande cavità un tempo abitata dagli orsi. Anche l'acqua ha modellato il paesaggio della Lessinia e nella zona di Molina di Fumane si possono ammirare cascate particolarmente suggestive. Il fenomeno naturale più eclatante del parco è l'Arco di Veia, la Malabolgia dantesca, formatosi dal crollo di una grande caverna. Le malghe sono assurte a simbolo del parco e il formaggio DOP Monte Veronese che producono è famoso in tutta Italia. Le mucche pascolano liberamente anche in paesaggi molto suggestivi, come nella Valle delle Sfingi, ricca di bizzarre sculture carsiche frutto delle erosioni del riflusso delle acque marine di milioni di anni fa. Al turista balzano subito all'occhio i caratteristici lastroni di pietra estratti dalle cave locali, usati per i confini delle proprietà e per i tetti delle case. L'area offre una forte ricettività turistica, specialmente a San Giorgio, che rappresenta un vero paradiso per gli appassionati di sci nordico.